Garilette. Vai. Sì, fai vedere tutte cose. Sentite amici cari, chi voglio a raccontare un fatto sciano assai, un fatto eccezionale, un fatto risti femmini, beggi come li mammoli, che picchiano li pinnoli apposta per campa. Va ricordate Aida che già di San Cristoforo scappata con due francesi, due frampezzo di figliolo, cammini minigonna, ora che è ritornata parla con l'R moscia e tutta emancipata. Ah, proprio l'altra ieri con Lilla s'ha incontrato, s'abbrazzano spiandosi. Aida, dove che hai stato? Io stato dalla Francia con me e due francesi, mi ha ricriato l'anima che vecchio di 3 mesi. Ma dimmi cara Aida, ma com'è che lo puoi capire? Parla già una lingua e cucciusciano dire. Sapessi cara Lilla che lingua cauta e fina, lui usa un fagotto parina serpentina. Ma dimmi cara Aida, giocongia al tuo paese, inventarono una pennola che si piglia ogni mese, perché quando ritardano gli ospiti aspettati sono dolore stomaco, pischette e maritati. Oh Lilla beggia cara, tu non fai ricchio voci, usaccio che si licca per certi cosi ruci, perciò mi fatti a vedere che ti voglio bene assai, da scalare pinnoli per dia io portai. Ora quando si a tavola con l'uto giovinotto, e giunta la cicala c'è può mangiare biscotto, però ancora prima ti mettiti a mangiare, due pinnoli per subito a meno da pigliare. Allegri tutti femmini, vinni la contentizia, approfitta di vinni finché che c'è sosizia, si digerisce subito e la panza non